T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Allora, io mi siedo. Dai. Ma perché solo Saturno ha gli anelli? Ok, allora Saturno ha gli anelli perché è un pianeta eh, abbastanza massiccio e ha attirato intorno a sé un certo numero di oggetti più piccoli che si sono distrutti a causa della gravità, dell'attrazione con il pianeta e hanno formato e sono diventati polvere praticamente, e questa polvere si è messa, ogni granello di polvere, a orbitare intorno a Saturno. E quindi questo ha fatto sì che si creassero questi anelli, che sono fatti di polvere e di ghiaccio fondamentalmente, perché gli oggetti del sistema solare esterno sono dei mix di ghiaccio e di rocce, e quindi le rocce diventano polvere, il ghiaccio diventa particelle di ghiaccio o nel caso delle comete diventa vapore d'acqua. Ma gli anelli di Saturno sono qualche cosa che gli astrofisici pensano che siano temporanei, cioè non dureranno per sempre, ma sono una parentesi nella storia del pianeta. Sono straordinariamente interessanti perché sono sottili, 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 sottili. E questo è la più grande caratteristica di questi anelli. E pensate che questi anelli sono stati visti per la prima volta da Galileo Galilei, quindi da un grande scienziato italiano all'inizio del 1600. Galileo è stato il primo che ha guardato il cielo con un cannocchiale. Cannocchiale, ricordatevi, è una parola che ha inventato Galileo Galilei, perché ha messo insieme due parole, cannone e occhiale. Cannone perché il cannocchiale è un tubo, una grande canna, e occhiale perché alle due estremità del tubo ci sono due lenti che all'inizio erano molto simili alle lenti che venivano utilizzate dagli occhialai, da quelli che facevano gli occhiali. Ma Galileo
aveva avuto un trucco rispetto a tutti gli altri, che è la ragione per la quale è stato il più bravo di tutti, e il trucco è che lui ha capito che non c'era bisogno di utilizzare le lenti degli occhiali, ma si poteva fare qualcosa di meglio, e quel qualcosa di meglio lo ha potuto fare perché Galileo a quell'epoca insegnava all'Università di Padova. E Padova, voi sapete, non è distante da Vittorio Veneto, ma Padova è anche vicina a Venezia, e a Venezia c'è l'isola di Murano, dove ancora adesso ci sono le fabbriche di vetro. E nel 1600 a Murano c'era il vetro migliore del mondo. Quindi Galileo ha potuto fare le sue scoperte grazie al vetro dell'isola di Murano. Quindi la regione del Veneto, dove voi vivete, ha avuto un'importanza nella scoperta degli anelli di Saturno. Galileo non aveva capito che Saturno aveva gli anelli, ma aveva visto che non era rotondo, era allungato, e quindi ha detto delle cose strane. Pensate, ha detto che era un pianeta con le orecchie. Altre volte ha detto che sembrava un'anfora perché aveva degli specie di manici. E sapete poi chi ha scoperto gli anelli? Effettivamente li ha visti un altro grande scienziato italiano che si chiamava Giovanni Domenico Cassini. E quindi gli anelli di Saturno hanno molto a che fare con la scienza italiana del 1600. Un'altra domanda, bambini, su. Allora, tu, dai. Forza. Come ti chiami? Anna, ma come si sono formate le stelle? Ok, Anna. È difficile farvi un corso di astronomia in 5 minuti, ma le stelle si formano perché l'universo è regolato dalla forza della gravità. La forza della gravità è quella che vi fa cadere quando inciampate, perché è la forza con la quale la Terra, la massa della Terra, vi attira. Voi non potete fare un salto e andare in orbita, perché c'è la massa della Terra che dice no, bello mio, tu stai qui e non scappi via. E la gravità è quella che fa formare le stelle, perché nello spazio ci sono delle nubi di gas e che contengono ovviamente gas, polveri, ghiaccio, e quello che succede è che queste nubi ogni tanto vengono colpite, diciamo, da una specie di sberla cosmica. Questa sberla cosmica è dovuta in generale all'esplosione di qualche cosa, e quando questa nube, che è una massa che stava lì tranquilla, ma viene sbatacchiata dalla sberla, allora comincia a muoversi e comincia ad addensarsi verso la parte centrale. Addensati che ti addensa, nella parte centrale si arriva a una densità
e ha una temperatura tale che si accende il motore della stella. Il motore della stella è un motore termonucleare, perché le stelle, il Sole e tutte le stelle, stanno facendo quello che io chiamo il Lego cosmico. Cioè, voi sapete, voi giocate con il Lego. Quindi voi sapete che il trucco del Lego è che voi costruite delle strutture mettendo insieme dei mattoncini più piccoli. Voi prendete dei mattoncini piccoli e fate delle strutture più grandi. Le stelle fanno lo stesso, prendono degli atomi piccoli, nella fattispecie il Sole usa l'idrogeno. L'idrogeno è l'atomo più piccolo di tutti, il più semplice, è fatto da un solo protone, poverino, con un elettrone che gli gira intorno. E allora le stelle quello che fanno è mettono insieme 4 atomi di idrogeno per formare un atomo di elio, che è il secondo elemento della tavola degli elementi, e poi mettono insieme 3 di elio e fanno l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, e quindi fanno questi elementi che voi conoscete, perché per esempio l'aria che respirate è fatta da azoto, da ossigeno e da un po' di altri gas. Ma tutti questi elementi, l'ossigeno che voi respirate è stato fatto da una stella. Quindi voi state respirando il prodotto delle stelle. Quindi le stelle sono estremamente importanti per tutti noi, perché senza le stelle noi non ci saremmo, perché tutti gli atomi che fanno parte del vostro corpo, ad eccezione del più semplice che è l'idrogeno, tutti gli altri sono stati fatti dalle stelle. Un altro, dai, tu, forza, sì. Perché hai scelto questo lavoro? Come ti chiami? Ludovica. Ludovica. Ho scelto questo lavoro perché è il lavoro più bello del mondo. Perché mi entusiasmava cercare di studiare come si comportano gli oggetti celesti, perché come ho detto prima le nostre radici profondissime sono all'interno delle stelle. Quindi studiare le stelle è il lavoro più bello del mondo. Un'altra domanda, tu, dai, voi due che siete lì vicini, dai, forza, vediamo. Forza. Ma come si sono formati i buchi neri? Va bene, e tu che cosa vuoi sapere invece? Ma perché Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare? Ah, ok. Allora, cominciamo da Giove, visto che abbiamo parlato di Saturno. Perché Giove è il più grande? Forse perché è stato quello che è stato più bravo a catturare materia, perché le stelle si formano con intorno un disco di materia, e questo disco di materia è quello dal quale si formano i pianeti. Quindi Giove ha una posizione tale che ha fatto un po' da spazzino, una grande fascia del sistema solare. Lui ha mangiato tutto quello che poteva mangiare e quindi ha acquisito una massa importante, e effettivamente hai ragione che è il più
grande pianeta del Sistema Solare. Invece vediamo i buchi neri. I buchi neri sono la fine della vita di stelle molto 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 più grandi del nostro Sole, perché le stelle non sono tutte uguali. Quando noi le vediamo in cielo sembrano tutti dei puntini e sembrano tutte uguali, ma le stelle sono molto diverse tra di loro. Ci sono le stelle piccole, 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 le stelle un pochino più grandi, quelle ancora più grandi e quelle super ciccione. Ok? E le stelle, e succede una cosa strana, perché, ascoltate, questo è molto divertente, perché le stelle piccole, tutti dicono fuffa, stelle piccole, ma cosa, non siete mica importanti voi che siete piccole. Invece le stelle piccole sono quelle che vivono di più di tutte. Sono quelle che possono vivere anche molte decine di miliardi di anni. Invece le stelle ciccione, quelle molto grosse, devono consumare moltissimo combustibile per stare accese e vivono pochissimo, e quindi sono le stelle che muoiono dopo poche decine di milioni di anni, quindi vivono veramente 1000 volte meno delle altre, e quando esplodono alla fine lasciano il buco nero, che si chiama buco nero perché è un concentrato di materia talmente denso che la sua gravità è talmente forte che neanche la luce riesce a uscire da un buco nero. Quindi si chiama nero perché non emette niente. Come ti chiami? Jacopo. Jacopo, dai. Ma se il mondo risucchiato da un buco nero, le persone che vengono risucchiate morono o no? Allora, prima di tutto il mondo non viene risucchiato da un buco nero, non ci sono buco neri nelle nostre vicinanze, e ci sono dei fumettisti, delle persone che fanno disegni, fumetti, che hanno immaginato che cosa succederebbe a una persona che si avvicinasse a un buco nero. È solo immaginazione. Il problema è che l'attrazione gravitazionale di un buco nero è talmente forte che le persone non sarebbero contente, perché verrebbero spaghettificate. Cioè verrebbero tirate lunghe, come uno spaghetto cosmico. Quindi è un'esperienza che noi non vivremo mai, possiamo immaginarla, ma sicuramente non è divertente. Dai. Come si sono creati i pianeti? Ok, come ti chiami? Enrico. Enrico, tu hai mai visto qualcuno in cucina fare la polenta? L'avete visti tutti qualcuno che fa la polenta? Ecco. Allora, i pianeti, e voi sapete che ogni tanto, quando qualcuno fa la polenta, si formano dei grumi? I grumi nella polenta sono terribili poi da fare disfare. Ecco, i pianeti sono un po' come i grumi della polenta.
Intorno a una stella si forma un disco. La stella si forma, si accende, come dicevamo prima, quando si accende il motore termonucleare, ma tutto intorno alla stella è rimasta della materia che gira intorno alla stella, esattamente come gira la polenta quando qualcuno con il mestolo la fa girare. E nel fare questi giri a volte si formano dei grumi. È normale, è dovuto a un fenomeno che si chiama viscosità, quando qualche cosa è un po' come il miele, che quando voi prendete un cucchiaino di miele non è che sia come un cucchiaino d'acqua, è viscoso, è un po' attaccaticcio. La stessa cosa succede alla materia intorno alle stelle. Sono un po' attaccaticce e quindi si formano dei grumi. I grumi poi attirano altra materia e quindi invece di disfarsi, i grumi diventano sempre più grossi e cresci che ti cresci, diventano pianeti. Poi i pianeti più vicino alla stella sono più ricchi di materiali pesanti. Giove non è vicino alla stella, tesoro. Giove è lontano dal Sole e lontano dal Sole non ci sono più i metalli pesanti, ma c'è l'idrogeno, l'elio, ci sono i gas, c'è il ghiaccio. Quindi Giove ha una composizione gassosa, diversa dalla Terra, che invece è fatta da rocce. Perché le stelle sono infuocate? Allora, le stelle non sono infuocate, sono semplicemente molto calde perché producono energia. Come vi ho detto, è un po' quando voi toccate il cofano di una macchina, dopo che la macchina ha fatto molti chilometri, il cofano è molto caldo, perché il motore della macchina ha prodotto energia, ok? Le stelle producono energia, l'energia dal centro della stella sale, 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 arriva fino alla superficie e quindi le superfici delle stelle sono calde, ma non sono tutte calde alla stessa maniera. Ci sono le superfici delle stelle che sono intorno a 3000 gradi, quelle che sono a 5000 gradi, quelle che sono a 10.000 gradi e questo fa sì che le stelle hanno un colore, perché le stelle più rosse sono quelle più fredde, le stelle più bianche sono quelle più calde. E se magari andate a vedere qualche volta nell'osservatorio qui di Vittorio Veneto, sono sicura che vi faranno vedere che le stelle hanno un colore, così come i pianeti. I pianeti hanno un colore perché Venere è bianchissima, Marte è rosso. Quello lì è dovuto alla composizione. Marte è completamente arrugginito e quindi è un pianeta tutto arancione, mentre Venere è un pianeta coperto di nubi che riflettono la luce del Sole ed è bianchissimo. Le stelle blu sono quelle più calde di tutte. Sono quelle che arrivano a 20.000 gradi, le stelle blu, e sono anche quelle più grosse di tutte. Dai, tu, forza, dai Snoopy, vieni qua. Tu? Come è fatto l'universo? L'universo è fatto nel modo che sia il più bello possibile. È fatto di tante galassie.
noi viviamo in una galassia che si chiama la Via Lattea, ma nell'universo ci sono centinaia di miliardi di galassie. È fatto da tante galassie. Tu? Ma c'è ancora la bandiera? La bandiera sulla Luna, certo che c'è ancora, però è caduta, perché quando sono ripartiti hanno acceso il motore ha fatto un puff e ha fatto sollevare la polvere lunare e ha fatto cadere la bandiera. Ma la bandiera c'è ancora, perché nessuno è andato a prenderla. Allora, vediamo lei che mi aveva accompagnato. Dai, vieni. Perché Marte è rosso? Marte è rosso perché tutto l'ossigeno che c'era nell'atmosfera di Marte è diventato, ha reagito col ferro e è diventato ruggine. E quindi la ruggine è rossastra e tutto il pianeta Marte è arrugginito ed è tutto rosso. L'ultimissima. Qual è stata la tua scoperta più importante? La mia scoperta più importante è stata una stella di neutroni. Le stelle di neutroni sono un altro modo che hanno le stelle per morire. Io dico sempre che sono delle mummie di stelle. Voi sapete cosa sono le mummie? Sì, le mummie sono qualche cosa che noi leghiamo alla civiltà egizia, al culto dei morti, eccetera, le stelle di neutroni sono mummie di stelle, sono stelle morte che però continuano a emettere radiazione e sono delle stelle che piacciono molto ai fisici perché permettono di studiare una fisica molto estrema. E quella che ho studiato io ha una particolarità, ha il nome più bello di tutti. E questo nome è stato dato da mio marito molti anni fa e il nome è Geminga. Geminga vuol dire che è una sorgente gamma nella costellazione dei Gemelli, ma in milanese Geminga vuol dire non c'è, perché noi non riuscivamo a capire che oggetto celeste fosse. Poi abbiamo capito che era una stella di neutroni che faceva i capricci, esattamente come voi quando non volete fare qualche cosa. La stella Geminga non si comporta bene, non si comporta come tutte le stelle di neutroni, e quindi noi abbiamo scoperto questa nuova famiglia di stelle di neutroni capricciose. Siete contenti di questo incontro? Bene. Allora noi adesso facciamo sentire come ci salutiamo tutte le mattine. Noi facciamo l'allunaggio. Chi è che porta la bandiera di solito? Chi è che ha portato la bandiera? Loro arrivano come gli astronauti, abbiamo la musica, camminano così e piantano la bandiera del centro estivo. E poi noi diciamo estate spa. Ecco. Allora grazie alla professoressa ancora. La professoressa vuole dirvi ancora una cosa e poi ci salutiamo. Quando alla sera andate a fare una passeggiata con i vostri genitori, con i vostri nonni, con i vostri amici, ricordatevi sempre di guardare in alto, ricordatevi sempre di guardare le stelle. Un grande scienziato che si chiamava Stephen Hawking diceva: guarda le stelle, non la punta dei tuoi piedi. Ok? Quindi voi ricordatevi,
quando andate a passeggiare alla sera ed è buio, alzate gli occhi al cielo e guardate le stelle, non guardate i vostri piedi. Grazie. Ultimissima cosa che noi facciamo con tutti i nostri ospiti. Regaliamo, vieni. Regaliamo la maglietta del centro estivo dell'estate e quindi ne abbiamo una anche per lei, eccola qua, aprila che la mostriamo, eccola qua.